Margherita. Età. 22 appena compiuti. 24. Ruolo. Non lo so, ragazzi. Attaccante. Professione. Studente calciatrice fancazzista. Studentessa calciatrice. Cosa studi? Scienze ambientali a Venezia. Scienze naturali a Padova. Spara il primo aggettivo che ti viene in mente. Simpatico. Bellissimo. Ti definiresti così? Forse. No. Come ti trovi a Vittorio? Benissimo. Molto molto bene. Com'è il gruppo? Beh, fantastico. Il gruppo è super unito, è bellissimo. Canzone e artista preferito? Max Pezzali. Canzone... Da tutte mi piacciono. E a me piace Zucchero e canzoni un po' tutte, mi piacciono più o meno tutte. Dai. Sei fidanzata? Sì. Sì, Come vi siete conosciuti? All'università il primo anno. a scuola. Da quanto state insieme? 3 anni. 1 anno e mezzo. 3 cose che ti hanno fatto innamorare di lui. Che madonna. Sorriso, occhi e simpatia. Beh, la bellezza, la pazienza e anche l'intelligenza. Se la cava bene a letto? Non te lo dico. Difetti dell'altro? Non sa tenere i segreti. E... Permaloso, punto. Chi è più geloso dei due? lui. Lui. Posizione preferita? Ma stai scherzando? Non te la dico. Salutalo. Ciao amore. Ciao, amore. Mai rubato? Sì. No. Cosa? Braccialetti, quelli strozzi, marocchini. Ultimo libro letto? Cazzo. Hunger Games è l'ultimo, il terzo. Io leggo poco, ma studio tanto. Viaggio ideale? Hawaii. New York. La parolaccia che dici più spesso? Cazzo. Cazzo. Fantasia sessuale ricorrente? Non te la dico. Non te lo dico. L'hai mai fatto sul campo da calcio? Non te lo dico. No. Su una spiaggia? Non te lo dico. No. Al cinema? Non te lo dico. Assolutamente no. In ascensore? Non te lo dico. Oh signore, no. In bagno? Non te lo dico. Non ti dico queste cose, per favore. Sul letto dei tuoi genitori? Non te lo dico. Non te lo dico. In macchina? Non te lo dico. Non te lo dirò mai. Se vincessi alla lotteria 100.000 euro, come li spenderesti? Prenderei una casa, una macchina e poi li investirei. Io viaggerei. La prima cosa che fai al mattino? Mi sveglio. Saluto il mio Tobia. L'ultima cosa che fai la sera? Dormo. Saluto Toby. Una persona che stimi? Una persona che stimo mio fratello. Mia mamma. Cosa guardi in un uomo? Occhi e sorriso. Le mani e il sorriso. Film preferito? Per Arbor. E ce ne sono tantissime, non sapevo. Piatto preferito? Costicine. Pizza. Per cosa ti batteresti fino alla morte? Per le persone che amo. Per la libertà. Cosa dà la felicità? La felicità ti dà la libertà. Io non ho capito la domanda. Sei favorevole a donare gli organi, Sì. Sì. all'aborto, Dipende. Sì. all'eutanasia, Dipende. Sì. alla legalizzazione delle droghe leggere, Sì. No. ai matrimoni gay? Sì. No. Credi a una vita dopo la morte? Sì. Ho tanti dubbi, non lo so. Al diavolo? Sì. No. Al destino? Medio. No. Come vorresti morire? Nel sonno. Da vecchia nel sonno. La suoneria del cellulare? Quella della Apple. Ma penso sia una canzone dei Coldplay. Penso. Primo bacio? Primo bacio. Bellino con il numerosetto. Orribile, bruttissimo. Lampada di Aladino. Esprimi un desiderio per te. Per me vorrei essere già a posto con il mio futuro, avere le idee chiare. Laurearmi. Esprimi un desiderio per l'altro. Altro chi?
abbia un futuro bellissimo. Con me, magari. Che riesca a raggiungere i suoi obiettivi. Quando litigate, chi fa pace per primo? Io Io. Col sesso? non te lo dico. No. Mare o montagna? Mare. Pelé o Maradona? Pelé. Pelé. Fai la faccia più brutta che riesci. Cos'è la cosa che fa arrabbiare di più l'altro? La cosa che farebbe di più l'altro? Quando non gli presto troppa attenzione? Boh, quando non gli rispondo a un messaggio dopo mezz'ora. La prima città che ti viene in mente? New York. Padova. La prima nazione che ti viene in mente? Italia. Italia. Un personaggio storico? Garibaldi. Oddio santissimo. Non lo so. La tua squadra del cuore? Juventus. Juve. La compagna che è più ordinata? Giulia De Re. Giulia da Re. Che ti fa più ridere? Giorgia Cisotto. Un po' tutte, devo dire. Ti sta più simpatica? Francesca. Boh, non saprei. Che dorme di più? Giorgia Cisotto. Non lo so. Più acculturata? Giulia De Re. Giulia da Re. Con la testa sulle nuvole? Insomma arriva Marta. La Chiara. Più saggia? Roberta Piai. La Piai. Che rompe più le scatole? Giulia Reginato. Bah, ce ne sono un po'. Spiega la parola amore. Amore è quando ti doni totalmente a una persona o qualcosa. Quando fai di tutto perché quella persona stia bene. Spiega la realtà Vittorio o qualcuno. La realtà Vittorio è un posto bellissimo in cui puoi crescere, maturare e fare delle esperienze stupende. È un ottimo ambiente dove si cresce bene e c'è una squadra super unita. Cartone animato preferito? Re Leone. Re Leone. Il tuo gol più bello? Il mio gol più bello, il primo gol in prima squadra di testa su calcio d'angolo. Il gol che ho fatto l'anno scorso col Bardolino. Mai fatto sesso prima di una partita? Non te lo dico. Non si dice. Chi vince il campionato? Noi. Vittorio. Un aggettivo per questo gruppo. Fantastico. Unitissimo. Salutateci. Ciao.